Ben ritrovati con il nostro consueto spazio dedicato al futuro dell'abitare, al superbonus in particolare. Oggi il tema riguarda le novità, le modifiche necessarie alla normativa sul superbonus. Ne parliamo con Carlo Trestini in studio, presidente di ANCE Verona, ma un saluto va anche a Roman Boccognani, vice direttore ANCE Nazionale, che ci darà anche lui delle precisazioni su quelle che sono le ultimissime novità. Per quello entro subito nel vivo. Trestini, rispetto alle diverse criticità del superbonus abbiamo evidenziato qualcosa di importante che riguarda il decreto semplificazioni. Sì, era un decreto che aspettavamo, come ANCE l'abbiamo cercato di dare impulso perché era necessario. Dobbiamo anche dire che noi volevamo che fosse ancora più incisivo, però passi avanti sono stati fatti, è entrata la semplificazione, soprattutto in quei punti critici che erano quelli della norma che riguardano l'accesso agli atti e la conformità urbanistica degli immobili, che sono ancora tutt'oggi dei punti di criticità proprio nella fase iniziale di applicazione del 110. Il decreto, come dopo vi spiegherà perfettamente il dottor Roman, è entrato, ha dato delle semplificazioni, adesso aspettiamo che le amministrazioni le prendano in consegna e le mettano in atto. Sentiamo allora da Roma come il decreto è intervenuto a livello pratico sul superbonus. Buonasera a tutti. Sostanzialmente ci sono state tre disposizioni di interesse. La prima è stata l'estensione della possibilità di riconoscere il superbonus anche per la rimozione delle barriere architettoniche come interventi trainati nell'ambito dei progetti che riguardano la messa in sicurezza sismica, il cosiddetto sisma bonus. Questa era una possibilità che era già prevista dal 1° gennaio di quest'anno per gli interventi che facevano riferimento all'ecobonus, quindi all'efficientamento energetico, interventi sul cappotto, la climatizzazione delle case. La seconda novità è la modifica del calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati in particolare dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, in presenza di determinate condizioni, quindi lo svolgimento di servizi sociosanitari e assistenziali, l'assenza di compensi per gli amministratori e il possesso di alcune tipologie di immobili con accatastamento B1, B2 o D4. In questi casi il limite di spesa per le singole unità immobiliari è definito in base a un parametro che è commisurato alla superficie dell'immobile. Questo è un aspetto di novità che è molto importante perché prima erano stati applicati degli standard un po' rigidi e in questo caso il limite di spesa si può estendere sulla base della superficie dell'immobile, raffrontando la superficie effettiva dell'immobile con una superficie media che viene indicata dall'Agenzia delle Entrate, quindi si può andare oltre quelli che erano i limiti prestabiliti. La terza e ultima, alla quale ha fatto riferimento il Presidente Trestini, è quella sul tema dello stato legittimo e delle verifiche di conformità urbanistica. È la più importante perché questo era il principale ostacolo per l'avvio degli interventi del superbonus. Grazie all'intervento si guadagnano adesso 3 mesi sulle pratiche del superbonus. In questo caso, nello specifico, la norma va a eliminare la necessità delle attestazioni dei tecnici e circoscrive soprattutto i casi in cui c'è la decadenza del beneficio fiscale. Questa decadenza non è più ricollegata alla presenza di difformità passate dell'immobile, ma a quello che si va a fare durante l'intervento legato al superbonus. Quindi è un passo avanti molto positivo perché finalmente ed è la prima volta in Italia si prende atto del fatto che la priorità è seguire l'interesse pubblico di avere efficienza energetica nelle case, messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente
in linea con quello che si fa in tutta Europa. Bene, quindi qualcosa possiamo dire è stato fatto, anche se rimangono delle questioni da risolvere con urgenza. Sì, le questioni che rimangono ancora aperte e che, come ha elencato giustamente il dottor Roman, questo decreto ha accolto molte istanze, ha ampliato ancora la possibilità di applicazione del superbonus e soprattutto ha dato la possibilità importantissima di modificare la conformità degli immobili. Ecco perché dico che adesso questo deve essere recepito anche a livello amministrativo e purtroppo burocratico, perché dopo è stata una scelta politica importante che deve essere resa efficace e immediatamente applicata nei territori. L'altra cosa però che è importantissima e sul quale continuiamo a insistere, ma perché è un punto nevralgico e secondo me dirimente, è quello della proroga dei termini. Purtroppo non sarà possibile ottenerla in questi mesi, ma dovremo aspettare probabilmente l'autunno perché arrivi con della legge finanziaria, però riteniamo che proprio con tutte queste specificità, col decreto semplificazioni, con l'ottenimento di una procedura più semplice per la verifica, si possa realmente partire e iniziare questo percorso, perché ad oggi, guardate i dati che ci danno, ma dopo essere anche allargati, noi oggi abbiamo 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di interventi che riguardano questa normativa. Pensiamo che siamo ancora a un effetto minimo rispetto a quello che deve dare, perciò estendiamolo negli anni che arriveremo realmente sulla volontà della legge, che è quella di riqualificare il patrimonio privato e pubblico del Paese. Rimaniamo sul tema della richiesta di proroga. Boccognani, sui media, sulla stampa nazionale, voi state cercando di dare molta evidenza a questa richiesta. Sì, lo stiamo facendo in tutte le sedi possibili e immaginabili, nel senso che lo facciamo sulla stampa, come ha detto benissimo lei, lo facciamo anche presso il governo e il Parlamento, dove ci sono state molte iniziative importanti di vari gruppi parlamentari. Il 6 maggio scorso abbiamo fatto anche un evento con tutti i leader dei partiti che hanno confermato il loro appoggio a questo strumento, che è portato come esempio anche dall'Unione Europea, che ha recentemente dichiarato che il superbonus è un esempio di come applicare il famoso Green Deal europeo alla riqualificazione degli edifici. Nello specifico cosa chiediamo? Chiediamo la proroga al 2023 dei superbonus al 110%, quindi le agevolazioni, ma anche le modalità di fruizione di queste agevolazioni, vale a dire la cessione del credito e lo sconto in fattura, perché facilitano moltissimo l'utilizzo degli incentivi, con una priorità e un'emergenza assoluta che è legata alla proroga del cosiddetto Sisma Bonus Acquisti, che ha un percorso un po' più lungo perché riguarda principalmente la demolizione e ricostruzione degli edifici, che ovviamente sono percorsi che sono lunghi nell'attuazione. E in questo caso abbiamo chiesto anche di prendere come riferimento all'interno dell'incentivo anche dei piani di recupero che sono magari partiti prima dell'incentivo, ma che vengono realizzati proprio in queste settimane, in questi mesi, come opere di demolizione e ricostruzione, di rigenerazione delle città. Poi chiediamo altre due cose: l'estensione del superbonus ai soggetti che svolgono attività di impresa per i lavori sugli immobili di loro proprietà, e poi chiediamo anche di adattare lo strumento alle caratteristiche degli immobili vincolati, in particolare nei centri storici, dove in alcuni casi non è possibile fare gli interventi che permettono di raggiungere determinati miglioramenti della classe energetica che vengono richiesti dalla norma, e in questo caso vorremmo che ci fosse
un po' di flessibilità per consentire, diciamo, il migliore intervento possibile tecnicamente, anche se magari si va appena sotto gli obiettivi iniziali. Ovviamente sono tutte richieste assolutamente legittime, anche quella di allargare la platea dei beneficiari, poi c'è l'ostacolo della verifica della conformità degli immobili, ma magari Trestini, se rimane anche la settimana prossima per questo approfondimento, visto che è molto sentito anche dai nostri telespettatori. Ringrazio Roman Boccognani per la sua preziosa collaborazione, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, l'appuntamento torna martedì prossimo.